Parliamo di nave Garibaldi. Per tanto tempo si è paventata l'idea che divenisse un museo e che fosse appunto una forza attrattiva del nostro territorio. Poi c'era stato il progetto di asset, emanazione della Regione Puglia, che lo faceva rientrare tra le idee dei prossimi giochi del Mediterraneo. Nel frattempo però si è inserita in questa idea, insomma, Genova, che vorrebbe portare proprio da lei, insomma, la nave Garibaldi e trasformarla in un museo. Da qui è nato un dibattito anche abbastanza animato e in questo dibattito si è inserito ieri anche il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Vincenzo Cesario, che vuole fare un po' da cerniera e da raccordo tra imprese, istituzioni, realtà del territorio, per dire: facciamo squadra per una volta tutti insieme e proviamo a tenere qui nave Garibaldi. Buongiorno Vincenzo Cesario. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Dunque, dicevamo, sta provando a svolgere questo ruolo di mediatore e come è andata rispetto poi alle sue dichiarazioni di ieri? Ha ricevuto sollecitazioni, ha avuto interlocuzioni anche nei giorni scorsi? Beh, io ho prima avuto le interlocuzioni, ovviamente quando ho appreso della Fondazione Bono, che aveva in animo di in qualche modo appoggiata da Fincantieri, di trasferire la nave a Genova. Siccome la Garibaldi è storicamente ancorata per tradizione al sito di Taranto, ritenendo che la strategicità del nostro territorio non possa essere soltanto a parole ma debba essere nei fatti, ho sentito anche il sindaco di cominciare a muovermi con delle interlocuzioni. Ho ricevuto già da alcuni imprenditori disponibilità, in qualche modo manifestazioni di interesse a portare avanti un'iniziativa di questo genere, anche perché ovviamente come Camera di Commercio, trattando i temi dell'economia, io l'ho posta nelle condizioni che ritengo possa essere. È vero sì che è un'iniziativa sociale, è vero che è un'iniziativa culturale e turistica, ma al tempo stesso sarebbe il primo museo della marinità d'Italia e atteso quello che sta avvenendo con tutto il percorso croceristico su Taranto, può trasformarsi realmente in un'occasione anche di business. Ovviamente non è un business mordi e fuggi, è un business sulla lunga distanza, che una commissione di pubblico e privato attraverso fondi pubblici di finanziamento e strutture private che possano cofinanziare l'intervento e magari poi assicurarne la gestione, potrebbero anche essere una di quelle facce, di quelle tante facce, di quelle economie diversificate delle quali il nostro territorio da un po' di tempo si sta dotando. È fiducioso che riusciremo a mantenerla a Taranto, nave Garibaldi? Beh, io dico che ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, e quando ho sentito anche alcuni vertici della Marina mi è stato detto sostanzialmente che ovviamente se la Marina ha bisogno di far cassa e lo Stato italiano con essa e dovesse servizio attraverso la cessione ad altra marina straniera, su questo credo che avremo poca possibilità di intervenire, se non mettendoci dal punto di vista privato gli stessi denari che ci può mettere un governo, e questo credo che sia abbastanza difficoltoso come intervento. Ma qualora non dovesse essere ceduta ad un'altra marina, io ho anche inviato una lettera ai ministri competenti, sia al ministro della difesa che al ministro delle infrastrutture e nonché al presidente del Consiglio, perché visto che apprezza così tanto e ne siamo ben felici il nostro territorio e la Puglia in generale, mi sembrava corretto informarla affinché la sua autorevole voce, insieme a quella dei ministri Salvini e del ministro Crosetto, potessero essere da interlocutori e da facilitatori di un processo di questo genere. E allora vedremo se le risponderanno, insomma, a breve, Cesario, rispetto a questo. Assolutamente sì, vedremo se risponderanno, ma normalmente
le istituzioni ad istituzioni rispondono, quindi mi aspetto anche Certo. una risposta, magari non in linea con quello che potrebbe essere nei nostri desiderata, ma una risposta credo che vi sarà. Mi si riservo di parlare e sto studiando il progetto, l'idea progettuale, perché è giusto chiamarla così com'è, un'idea progettuale in quanto non è ancora oggetto di alcun tipo di finanziamento di asset, che devo dire molto carina dal punto di vista estetico per la città di Taranto. Ritengo che la Marina debba fare uno sforzo perché visto che ha occluso buona parte del waterfront, dico sono contento perché ce l'ha anche conservato, non so cosa sarebbe avvenuto negli anni della speculazione selvaggia altrimenti. I posti più belli sono comunque ad appannaggio della Marina, abbiamo la base navale più importante d'Italia, abbiamo l'arsenale più importante d'Italia. Io credo che anche in questo anche i vertici della Marina debbano in qualche modo riconoscere che su Taranto non si possono parlare di strategicità e di ristori a parole, ma questo potrebbe essere un momento di farlo con i fatti. Grazie a Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, per essere stato con noi. Buona giornata.